Incredulità e sgomento nel Cividalese con una donna trovata senza vita nella sua casa al centro di San Guarzo. Monica Pigiotto, secondo quanto accertato dai soccorritori, era morta da più di qualche settimana, un dato testimoniato dalla presenza al suo fianco dei due cani, morti anch'essi di stenti. La donna aveva 57 anni e non si era fatta sentire dal periodo di Pasqua, una cosa però normale per una signora che da quando era rimasta vedova aveva pochi contatti con parenti, familiari e amici, ma nella giornata del 14 giugno un parente ha chiamato i carabinieri di Cividale che hanno fatto la macabra scoperta del corpo e dei resti dei due cani. La porta dell'abitazione è stata aperta dai vigili del fuoco nella casa di Stretta Pizzulla nei pressi della piazza centrale di San Guarzo. Dai primi rilievi si tratterebbe di una morte per cause naturali e starà al magistrato, una volta ricevuti gli incartamenti, decidere se predisporre o meno l'autopsia sul corpo di Monica Pigiotto, vedova del famoso imprenditore Carlo Gagliussi che fu titolare della nota pizzeria di Cividale al Sole. Dopo la scomparsa del marito, lei si era isolata in casa e chi la conosceva la vedeva sì e no una volta al mese, cosa che le è stata fatale visto che nessuno si è accorto della strana situazione di perdurante assenza. Anche la sindaca Daniela Bernardi è stata scossa dalla notizia perché nel Cividalese chiunque era stato almeno una volta nella pizzeria al Sole e l'aveva conosciuta, ma la vita di Monica era stata proprio stravolta dalla scomparsa di Carlo, anche se in pochi si sarebbero aspettati un epilogo così drammatico per lei e anche per i suoi due cani che non l'hanno abbandonata e sono rimaste al suo fianco fino a morire vicino a lei.